4 veneti nella lista del Partito Democratico per le elezioni europee di fine maggio. La sfida è ardua e i 15 che la compongono lo sanno, così come ne sono consapevoli segreteria nazionale e segreteria regionale. A guidare la compagine Dem è l'ex ministro dell'Industria Carlo Calenda, il primo veneto in lista l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati, che non sarebbe entusiasta della collocazione ma fa buon viso, nega di essere arrabbiato e si dice ottimista. Lui che aveva prima rinunciato, poi aveva cambiato idea e ora occupa una delle prime più ambite posizioni. Il trevigiano Antonio Calò, l'insegnante di liceo che ha aperto la sua casa a 6 migranti ed è stato per questo insignito del titolo di cittadino europeo 2018, è ottavo. 3 posti più giù la vicentina Alessandra Moretti, consigliera regionale del PD, soddisfatta di una lista che dice essere molto qualificata. Bisogna frenare, aggiunge, la deriva razzista a destra dell'Italia e l'assalto dei sovranisti al governo dell'Unione Europea. Moretti è 11ª, il meccanismo delle preferenze e il vincolo della parità di genere rendono complicate eventuali previsioni. Il partito di Nicola Zingaretti conta sull'effetto scontento maturato negli ultimi mesi nel nord Italia, in particolare dalla classe imprenditoriale, verso Movimento 5 Stelle e Lega. Al 15° e ultimo posto un'altra trevigiana, l'ex senatrice Dem Laura Puppato, già sindaco di Montebelluna. Un bacino vasto, quello in cui dovranno muoversi per raccogliere i voti necessari Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.